Oggi parliamo, e quindi non si scherza, di una delle figure più terrificanti che facevano spaventare i bambini nella Sardegna che fu. E questo, ve lo posso assicurare, farebbe tremare qualsiasi persona. Scherziamo? Già, a chi di voi è capitato in Sardegna di sentire questa tipica frase per rimettervi in riga? Adesso chiamo l'uomo nero, chiamo Momotti che ti prende, ti porta via e non vedrai più la tua mamma e la tua famiglia. Momotti, lo vieni a prendere il bambino cattivo, vero? Roba che adesso le vostre mamme, se provano a farlo con qualcun altro, mizzica subito un casanza in galera. Momotti! Poi chi ne è Momotti? Chi ne diavolo è gusto Momotti? Per capirlo bene, Momotti chi è? Bobotti, Momotti. Vediamoci chiaro. Oggi andiamo a vedere questa figura nefasta che ha fatto necciare le mutande di tanti bambini cattivi. Momotti! A quanti bambini è stato raccontato di questa figura nefasta, terrificante, leggendaria, a volte enfatizzata a livelli assurdi, tanto da aver provocato dei veri e propri traumi durante le notti. Questa figura, Momotti o Bobotti, era una figura che faceva veramente, ma veramente, veramente tanta paura. Veniva solitamente associato a una figura con fattezze terrificanti, vestito sempre e solo di nero, scuro come la notte, che veniva durante la notte a prendere i bambini che dormivano nei propri letti, o anche quando meno se l'aspettavano. Momotti arrivava con un passo tremendo, pesante, accompagnato da un bastone che ciclicamente, ritmicamente veniva fatto battere a terra. E appena Momotti arrivava, la minaccia era sempre quella di prendere i bambini, portarli via con sé e mangiarli con i suoi denti aguzzi. Insomma, veniva enfatizzato molto Momotti, ma nella figura della tradizione sarda Momotti aveva uno sguardo terrificante che faceva veramente paura, e come se non bastasse una barba bianca che usciva fuori dal cappuccio del suo vestito. Col tempo la figura di Momotti è andata sempre più a diradarsi, perché nell'immaginario collettivo l'uomo vestito di nero è diventata una figura che sì, fa ancora spaventare i bambini, ma fino a un certo punto, perché l'infanzia che c'era nella Sardegna che fu, oggi è diventata una cosa estremamente più matura. Ma per chi come me è stato bambino, la figura di Momotti rappresenta ancora lo spaurato. Adesso finalmente abbiamo visto perfettamente chiaro qual era la figura di Momotti nella tradizione sarda. Tra le tante figure che ci sono, che facevano spaventare le persone,
Momotti era uno di quelli che veramente ti faceva fare la popò nei pantaloni. Fermo restando che adesso ci sono molte più cose che ci fanno paura, anche adesso in questo momento. La Barbara D'Urso non c'entra niente! Nevorisi, attenzione Ozizzerio di Aderus a Momoti, Non lo faccio, scherzo, tranquilli, non c'è Barbara D'Urso, non c'è, Momotti non c'è, tranquilli, non c'è! Un ringraziamento speciale però va a Mauro Loi, mio grande fratello e nepote del suo zio, per il suggerimento. State al sicuro stanotte, Attenzione a Momotti!